Questa sera la cena a Miramare, poi domani e sabato centro blindato, comincia a Trieste il G7 Istruzione che in città avrà dei riverberi anche sulla viabilità. La giunta di piazza lascia solo le famiglie, dovrebbe investire di più nel sociale, così Caterina Conti, segretaria del PD del Friuli Venezia Giulia, tornando sul caso dell'asilo di Roiano. Il TAR del Friuli Venezia Giulia accoglie i ricorsi dei centri culturali islamici di Monfalcone, asserendo che il Comune non ha dimostrato che il mutamento d'uso comporti una variazione essenziale. Maurizio Marzi Wildauer, nuovo presidente del consorzio TPL Friuli Venezia Giulia, prende il posto del goriziano Bruno Pascoli. Marzi da tempo ricopre il ruolo di presidente della Trieste Trasporti. La parità di genere sul posto di lavoro ancora lontana, Confcommercio, dati alla mano, accetta la sfida. Il fotografo star Steve McCurry, assieme ad altri due protagonisti, racconterà Gorizia e Nova Gorizia, capitali europee della cultura. Il progetto è della regione del CRAF. Per tutto l'anno la Drum Squad Trieste ha suonato prima e durante l'intervallo delle gare interne della pallacanestro Trieste, una colonna sonora fatta di ritmo ed energia. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con il G7 Istruzione, entra nel vivo domani con la presenza di ministri dei 7 grandi. Io però direi, se dalla regia siete d'accordo, di collegarci subito con Bernardo Gullotta. Bernardo Gullotta si trova al bivio di Miramare perché credo sia già iniziata la parte ufficiale, quella magari come dire più glamour, se vogliamo dire, del vertice, con una cena proprio al castello di Miramare, dalla quale i giornalisti sono stati esclusi. Vedete tra l'altro anche le limousine che stanno uscendo, c'è una Maserati credo dietro a Gullotta, se vedo bene. Bernardo, a te la linea. Sì Umberto, buonasera a tutti i telespettatori. Sono molte Maserati, non solo una, in questa serata in direzione Castello di Miramare. Sono già arrivate le delegazioni, sono 17 capi delegazioni attesi per questo G7 Istruzione, oltre 100 i partecipanti per i diversi panel che si svolgeranno domani e sabato. Quest'oggi, come hai detto tu, la serata più glamour, più che altro è la cerimonia proprio di inaugurazione del G7 dedicato all'istruzione, che a Miramare proprio ospita i delegati e le delegazioni che sono venute a Trieste. Ieri l'anteprima con l'apertura del G7 Young for Education, che è la parte che anticipa il G7 delle istruzioni, che fondamentalmente nei suoi panel avrà il vivo domani mattina e lo seguiremo durante le nostre dirette mattutine. Ieri, come detto, a Lignano Sabbiadoro c'è stata l'inaugurazione con anche i rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia. Vi lascio le immagini di quello che è un dispiegamento di forze di polizia piuttosto importante nel corso di queste circa 2 ore in cui siamo qui al bivio. Come hai detto tu, la serata è chiusa alla stampa, è una serata di benvenuto per le delegazioni e queste sono le auto che sono state utilizzate proprio per accompagnare i vari ospiti all'interno del sito del Castello di Miramare. L'agenda dei lavori è centrata su 2 priorità che sono state identificate dalla Presidenza italiana. La prima sessione infatti riguarderà domani mattina la valorizzazione dei talenti di ciascuno, questo è il titolo proprio degli interventi, ed è volta ad approfondire tutte quelle iniziative nazionali e internazionali utili ad individuare le possibili soluzioni, soprattutto in ambito politico, per promuovere le competenze che sono ritenute fondamentali per sostenere tutti gli studenti nel raggiungimento del loro piano di studi e del loro potenziale, anche attraverso approcci personalizzati con gli apprendimenti scolastici. L'intento è quello di combattere principalmente l'abbandono precoce dei percorsi di istruzione. La seconda sessione, abbiamo detto, si articolerà tutto tra domani e sabato, è dedicata invece alla priorità del sostegno di un'istruzione innovativa in grado di principalmente ridurre il gap tra domande e offerte delle competenze del mercato del lavoro, con l'obiettivo di sostenere l'acquisizione di una vasta gamma di conoscenze e di abilità, incluse quelle necessarie ad affrontare la transizione verde e digitale, che sono tra le priorità delle agende europee
in questo caso non solo per l'educazione e l'istruzione, ma un po' a tutto tondo, anche guardando all'ambiente e all'economia. Camionette dei carabinieri in arrivo anche qui al bivio di Miramare, il traffico è interrotto a singhiozzo, c'è come detto un notevole dispiegamento delle forze dell'ordine, dal bivio in poi in auto non si passa questa sera, quindi vi lasciamo con le immagini di Guido Indri che sta riprendendo proprio il varco d'accesso per il G7 Istruzione che comincia con la serata di cerimoniale questa sera. Domani e sabato invece i cosiddetti lavori, i panel nel Palazzo della Regione per affrontare queste altre tematiche. Chiudo Umberto ricordandovi come parallelamente c'è anche una protesta da parte del mondo sindacale della scuola che vuole andare contro la mercificazione dell'educazione, quindi anche progetti come l'alternanza scuola-lavoro sono stati in certe situazioni messi in discussione da una parte dei sindacati. È tutto per ora dal bivio di Miramare, a voi studio. Grazie Bernardo Gulotta e Guido Indri, buon lavoro già per domani. Dunque blindate Piazza Unità, la zona delle rive, macchina della sicurezza a pieno regime, commercianti ed esercenti temono contraccolpi anche per le limitazioni che verranno imposte in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Vediamo il servizio. Tutto è pronto qui in Piazza Unità per l'arrivo del G7 Istruzione, ci sono tutte le forze dell'ordine. Trieste da oggi è capitale mondiale dell'istruzione. Dopo la blindatissima cena di benvenuto a Miramare, i lavori del G7 tematico entreranno nel vivo nella giornata di domani alle 10 nel Palazzo della Regione. 2 sessioni dedicate a 2 temi chiave, valorizzazione dei talenti di ciascuno e istruzione innovativa e nuove competenze. Insieme al ministro italiano dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara vi partecipano i vertici dell'istruzione dei 7 grandi, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Già da ieri lungo la viabilità intorno a Piazza Unità sono in postazione tutti i divieti di sosta per consentire la bonifica dell'area. Domattina alle 7 scatta la chiusura delle rive da Piazza Tommaseo a Piazza Venezia, il transennamento di Piazza Unità lato municipio e l'istituzione della zona rossa nel tratto tra regione e prefettura. Ci sarà tutta quest'area transennata, quindi per l'accesso ai bar, al Caffè degli Specchi oppure all'Aris oppure al Despar di Piazza Unità bisognerà entrare soltanto dalla parte del lato del comune, mentre tutta questa parte dove ci troviamo noi ora, quella dei palazzi della regione e della prefettura, sarà zona rossa, quindi interdetta alla circolazione. Un po' minori per questo appuntamento col G7, i disagi si faranno sentire soprattutto per gli appuntamenti della settimana sociale della Chiesa, con la presenza del presidente Mattarella e di Papa Francesco. Disagi in particolare per le attività della zona di Piazza Unità, a cominciare dai bar che dovranno togliere i dehors esterni. No comment da parte del gestore del Caffè degli Specchi, l'esercizio che potrebbe subire contraccolpi più pesanti, mentre i negozianti della zona attendono istruzioni più precise dalle autorità. E diciamo che le restrizioni ancora non ci sono state comunicate. E sicuramente per il G7 questo passaggio qua da Cavana che va verso Piazza della Borsa rimarrà aperto, e invece per quanto riguarda il Papa noi non sappiamo ancora niente, ci verrà comunicato. A sensazione mia, visto che il palco sarà messo vicino al comune fronte mare, secondo me chiudono tutto, perché lasciando libero il passaggio qua, non so, io dopo che il Papa là non lo so, sarà un po' pericoloso, ma vediamo, insomma, magari ci sono forze dell'ordine schierate, un passaggio piccolo, non lo so. La chiusura per 2 giorni delle rive determinerà anche le deviazioni dei percorsi delle linee degli autobus 8, 9, 17, 24, 30 e serale A. Disposto anche il divieto di navigazione davanti alle rive, pertanto le linee del Delfino Verde per Muggia, Monfalcone e Sistiana sono spostate momentaneamente all'ormeggio 24 del Molo Quarto. Ancora sul G7 Istruzione c'è una
nota del ministro Valditara. Stiamo lanciando un grande piano di assunzioni. L'anno scorso sono state 40.000, progressivamente abbiamo calendarizzato già da settembre e poi per i prossimi ulteriori 2 anni l'assunzione di 60.000 docenti, e quindi devo dire che il nostro percorso di assunzione del personale precario sta proseguendo, e sta proseguendo anche con riferimento ai docenti di sostegno, che svolgono un ruolo particolarmente importante per i nostri giovani con disabilità. Lo ha assicurato appunto il ministro dell'istruzione e del merito Valditara a margine di un evento collaterale al G7. Parlando dell'appuntamento internazionale al via questa sera, Valditara ha sottolineato che le aspettative per il G7 sono molto buone. Abbiamo posto al centro la valorizzazione dei talenti e la personalizzazione dell'istruzione, così come anche la valorizzazione dei docenti e il ruolo fondamentale dell'istruzione tecnico-professionale. Le risposte sono state molto soddisfacenti perché abbiamo uno spirito dei valori e delle politiche che sono fortemente in sintonia. In un tweet Valditara si rivolge poi ai giovani: ascoltiamo la voce dei giovani per costruire il futuro. I docenti hanno in mano il futuro dei ragazzi, sosteniamoli. Dura critica verso la giunta di piazza da parte della segretaria regionale del PD Caterina Conti sulla vicenda dell'asilo di Roiano. Proprio dalla contestata privatizzazione parte l'invito alle amministrazioni a spendere nel sociale le ingenti risorse oggi disponibili. Questo episodio è sintomatico delle contraddizioni, della difficoltà della maggioranza di piazza e della destra che guida la città. Parte dalla vicenda della privatizzazione dell'asilo nido di Roiano, che ha visto la maggioranza andare sotto in commissione con il voto contrario della forzista Brandi, l'analisi e la critica della segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti verso la giunta di piazza. Una contraddizione non nuova, che abbiamo già sottolineato in altre occasioni, ma è sintomatica di una difficoltà di questa giunta di piazza a proseguire il suo lavoro e soprattutto a trovare degli elementi comuni, perché invece appunto ci sono opinioni diverse. Noi abbiamo sottolineato quanto anche in questo caso venga meno l'interesse dei cittadini e delle cittadine e delle famiglie. Dalla critica allargata alla Regione, Conti passa alla proposta che il PD intende lanciare come campagna autunnale proprio sul tema del sociale. L'invito alle amministrazioni è a spendere su questo importante capitolo le ingenti risorse a disposizione. Ormai si va verso una privatizzazione crescente in diversi ambiti, ma soprattutto le famiglie sono lasciate sempre più sole, e quindi quello che lanciamo noi è un grande allarme sulla questione sociale. Ora ci sono tanti fondi da poter spendere sui servizi, sul welfare, sull'accompagnamento alle famiglie, le difficoltà che ci sono nella quotidianità, senza cercare grandi questioni, e vediamo che la destra né a livello regionale né a livello comunale sta rispondendo a questi bisogni con concretezza e con efficacia. Gli asili, i doposcuola, luoghi in cui ci sia la presa in carico dei ragazzi, dei minori, e penso anche alla grande presa in carico dei malati, delle persone con disabilità, che ricade tutto sulle spalle delle famiglie, spesso delle donne. E Caterina Conti sarà ospite questa sera della puntata di Ring assieme a Furio Onsel, Antonio Caligaris, Roberto Novelli e al consigliere Capozzi. La puntata di Ring propone un sondaggio, il sondaggio è: nomine alla guida dell'Europa, l'Italia è isolata? Ancora scuola, ancora una protesta contro la privatizzazione del servizio educativo dell'asilo di Roiano. Lunedì alle 18 alcune sigle sindacali scenderanno in Piazza Unità appunto in segno di protesta contro questa privatizzazione. Tutto ciò in concomitanza con il Consiglio Comunale. Cobas Scuola così ribadisce la propria netta contrarietà alla proposta. La nostra posizione è chiaramente di totale rifiuto di quest'idea, perché questo nido è stato costruito con soldi pubblici ed è giusto che ognuno ne abbia diritto di farne uso. Privatizzare delle parti costruite apposta con soldi pubblici per
il futuro dei bambini, è una cosa sconvolgente. Anche i Cobas Scuola sono contrari alla concessione a una cooperativa del servizio educativo del Nido di Roiano. La posizione del sindacato non rappresenta una sorpresa. Cobas Scuola ieri in piazza contro il G7 Istruzione, definito come un incontro fra potenti dove non vengono affrontati veri problemi ma anzi viene perpetrata una sempre più spinta mercificazione della scuola, guarda con preoccupazione a quello che sarà l'inquadramento degli educatori della realtà privata. Prevedono un salario molto più basso, condizioni anche di lavoro diverse, orari diversi. Quindi è proprio da rifiutare in toto. I riferimenti poi spaziano dall'asilo di Roiano all'ex Pavan con un commento che muove polemica verso le scelte del sindaco e della giunta. Il sindaco dovrebbe smetterla di compiacersi che la nostra città presenta tutte queste bellezze educative quando poi pensa di privatizzare una parte dei servizi o abbatte gli alberi al Pavan che erano usufruiti dai bambini della scuola slovena di San Giacomo. Assolutamente saremo sempre a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche dei diritti dei cittadini. Trieste non riesce a coprire neanche le richieste di ricrea estate, se parliamo di servizi educativi, quindi il sindaco farebbe bene a ripensare un po' tutto quello alla sua politica appunto sui servizi educativi. A Monfalcone adesso, perché il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto i ricorsi promossi dai centri culturali islamici Darussalam e Baitus Salat presentati contro 2 ordinanze del Comune. Il sindaco Cisint ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto i ricorsi promossi dai centri culturali islamici Darussalam e Baitus Salat presentati contro 2 ordinanze del comune di Monfalcone. Lo annuncia il legale rappresentante dei ricorrenti, Vincenzo Latorracca. I centri si erano rivolti alla giustizia amministrativa contro 2 provvedimenti emanati dalla sindaca Anna Maria Cisint relativi a 2 diversi immobili utilizzati dai centri culturali per la preghiera, ma aventi invece diverse destinazioni d'uso che il comune ordinava di ripristinare. Secondo il TAR, il comune non ha adeguatamente dimostrato che il mutamento d'uso costituisca variazione essenziale. Nel provvedimento impugnato, infatti, si è erroneamente ritenuto che il mutamento della destinazione d'uso non fosse consentito per la zona dagli strumenti urbanistici comunali. Non si è adeguatamente dimostrato che il mutamento di destinazione d'uso comportasse modifiche degli standard. Per il TAR, si legge in una delle 2 sentenze, l'interpretazione comunale non solo non si fonda su alcuna esplicita previsione delle norme di piano, ma è con esse in contrasto nella misura in cui nelle zone residenziali sono espressamente ammessi i servizi e le attrezzature collettive. Non solo, una interpretazione siffatta che consentisse con carattere assoluto la creazione di spazi destinati al culto esclusivamente in determinate zone predeterminate dalla pianificazione, vietandolo in altre, potrebbe non risultare compatibile col quadro costituzionale. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha subito fatto sapere che ricorrerà al Consiglio di Stato. Le sentenze si rispettano, però si possono non condividere, si possono commentare. Credo che questa sia una sentenza sbagliata. L'impatto urbanistico che genera la presenza di così tanti musulmani all'interno di locali che non sono destinati a luoghi di culto è davvero evidente a tutti quelli che abitano e anche negli atti che ho potuto verificare. E tant'è vero che proprio per questa ragione noi abbiamo ovviamente già deciso che nei prossimi giorni provvederemo all'impugnazione di questa sentenza. Del resto non è la prima volta che perdiamo al TAR e vinciamo dopo davanti al giudice amministrativo definitivo. Provvederemo proprio ad impugnare questa sentenza davanti al Consiglio di Stato. Strano che il TAR abbia deciso in questo senso. Proprio l'altro giorno è uscita sullo stesso tema, stessa questione urbanistica di utilizzo di immobili commerciali, una sentenza di segno diametralmente opposto a Venezia. Ecco, questo fa pensare che talvolta i giudici prendano degli abbagli. In questo caso noi riteniamo che sia così e ci dispiace molto. L'intransigenza miope non paga un buonismo acritico che impoverisce gli stessi richiedenti asilo. Peggio ancora è non vigilare e non sanzionare coloro, persone o clan, che speculano sulla pelle degli emigranti. Li sfruttano facendoli lavorare senza contratti regolari e dignitosi e li posteggiano in luoghi simili a immondezzai. L'Europa, le nostre città si facciano carico di un mutamento di rotta se vogliono essere degne delle radici di quell'Europa che fu culla della civiltà per secoli. Così interviene Monsignor Ettore Malnati sulla morte di Satnam Singh, il lavoratore
morto dissanguato perché il suo datore di lavoro non lo ha trasportato in ospedale dopo un incidente. Monsignor Valnati distingue il dovere emigrare perché costretti a lasciare la propria terra dal volere emigrare per migliorare la propria situazione economica, fenomeno che dopo la Prima Guerra Mondiale coinvolse anche le genti del nostro paese, diretti in Australia, Stati Uniti, America Latina, mete di speranze per tante famiglie italiane, comprese quella di Papa Francesco. Oggi molti studenti del nostro paese trovano occupazione all'estero, impoverendo i cervelli della nostra comunità. Infine ci sono i mandati ad emigrare da malavitosi a scopo di guadagni sporchi per destabilizzare attraverso attentati, e c'è chi, pur nella difficoltà sociale, economica, politica o religiosa, intende e con diritto rimanere nel proprio habitat socioculturale e religioso. Prima della pubblicità chiudiamo con una notizia che riguarda Trieste Trasporti, ma più in generale SCARL TPL Friuli Venezia Giulia, che è la realtà che gestisce, per conto della Regione, il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia. Maurizio Marzi, che attualmente è presidente di Trieste Trasporti, è divenuto anche presidente del nuovo consorzio, appunto TPL Friuli Venezia Giulia, prendendo il posto del goriziano Bruno Pascoli. Possiamo adesso andare in pubblicità, poi abbiamo ancora parecchi servizi pronti per voi. Rientriamo in studio. La parità di genere contribuisce a migliorare immagine e brand aziendali, ma resta nel nostro paese perlomeno un traguardo ancora lontano. Dati alla mano, Confcommercio sta affrontando la sfida. In Friuli Venezia Giulia la forbice fra occupazione femminile e maschile resta piuttosto ampia, 62,1% contro il 75,4%, benché migliore rispetto a quella che si riscontra nel resto del paese, 52,3% contro 69,8%. La media europea per quanto riguarda l'occupazione femminile è pari al 59,6%, in Germania il tasso si attesta addirittura al 65%. Se il differenziale rispetto al dato dell'Unione Europea venisse colmato, garantirebbe 2.300.000 occupati in più. I dati sono stati resi noti durante un incontro organizzato da Confcommercio dal presidente provinciale Antonio Paoletti. Ad essi va ad aggiungersi quello sulla graduatoria del Global Gender Gap Report 2023, che vede il nostro paese al 79° posto su 146 paesi analizzati, con una perdita di 16 posizioni rispetto all'elevazione dell'anno precedente. Secondo Paoletti, il raggiungimento della parità di genere richiede a questo punto una nuova visione più ad ampio spettro ed inclusiva, con interventi di carattere legislativo, contrattuale e di welfare, per facilitare la conciliazione fra lavoro e vita privata, elemento che potrebbe rallentare quel calo demografico che resta una marcata criticità per il nostro Paese. Più di 2.300 aziende italiane hanno sottoscritto una certificazione volontaria per assicurare una politica di gender equality e la creazione di ambiti lavorativi più inclusivi e meno discriminatori. Tale prassi incoraggia l'adozione di politiche aziendali finalizzate a ridurre la disparità di genere in tutte le aree a rischio di diseguaglianze, quali le opportunità di carriera, la parità salariale e la tutela della maternità. Confcommercio ha comunque attivato uno sportello parità di genere per fornire informazioni alle aziende e facilitarle nel percorso di certificazione. Il gruppo Drum Squad Trieste ha accompagnato in musica per tutta la stagione le partite interne della Pallacanestro Trieste. Sia a inizio gara che nell'intervallo è stata colonna sonora del Palazzetto Giuliano. Abbiamo un servizio su questo, che non è quello che vedo alle mie spalle, quindi adesso lo prepariamo, ma vedrete che arriverà subito. Eccolo qua, può partire. Durante tutta la stagione il numeroso gruppo della Drum Squad Trieste ha aperto le gare della Pallacanestro Trieste con la propria musica a suon di percussioni, deliziando il pubblico anche nell'intervallo suonando diversi brani scelti assieme alla società. Una sorta di amuleto a cui il club, se crede un po' nella scaramanzia, probabilmente non farà a meno anche nella prossima stagione cestistica. Drum Squad Trieste non è nuova a partecipazioni sportive o in contesti ludici e di intrattenimento. Vedi il carnevale, rispondendo presente in più occasioni.
Ma visto l'impegno durato tutto un campionato, il sentimento di gratitudine è stato tale da voler ringraziare pubblicamente la Pallacanestro Trieste per quest'annata fra musica e momenti sportivi di grande intensità. Un'esperienza fantastica, è stata veramente per noi una grandissima occasione, un film incredibile dove è successo veramente di tutto, tutte le componenti nell'arco di una stagione si sono verificate, quindi per noi veramente sono qua anche per proprio dare un grazie speciale a Pallacanestro Trieste perché ci ha fatto veramente vivere, realizzare un nostro obiettivo ma anche allo stesso tempo un sogno incredibile, perché poi condiviso con delle persone spettacolari, perché lo staff che lavora dietro alla Pallacanestro è qualcosa di veramente persone speciali che ci hanno fatto sentire parte di questo progetto e quindi hanno curato un dettaglio, perché noi alla fine siamo un dettaglio, in una maniera si può dire quasi maniacale, quindi anche per questo ho visto e imparato tanto, sia io che i miei ragazzi abbiamo avuto l'occasione di condividere questa esperienza con persone eccezionali. Quindi tanto di cappello a loro e meritatissimo risultato finale, perché conoscendo veramente le persone, la squadra, non poteva che finire così, mi sento di dire. Tre sguardi è il titolo di un'iniziativa presentata oggi nell'ambito di Gorizia 2025, un progetto fotografico che vede la partecipazione di uno dei più importanti fotografi contemporanei, lo statunitense Steve McCurry. Questo rientra in un progetto che la Direzione Cultura della Regione ha per la Capitale Europea della Cultura, quella di creare in ogni arte un bene immateriale destinato a rimanere nel tempo e a testimoniare quello che fu l'anno europeo della cultura. Così è per il cinema, così è anche in questo caso per la fotografia. Il progetto Tre Sguardi, fortemente voluto dalla Regione, curato dal Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia in collaborazione con ERPAC, si inserisce in Go Borderless, il ricchissimo programma di eventi che accompagnerà l'intero 2025, anno in cui Nova Gorica e Gorizia saranno capitali europee della cultura. L'idea è quella di offrire ai cittadini e ai tanti visitatori attesi nelle due città durante l'anno delle celebrazioni previste dal programma ufficiale una grande mostra fotografica supportata da 3 cataloghi, uno per autore, intesa come esito finale di una campagna fotografica sulle due città, il territorio circostante e i loro abitanti, affidata a 3 protagonisti della fotografia di reportage di conseguente autorevolezza espressiva, incaricati di raccogliere, a partire dall'estate 2024, materiale visivo inedito e ispirato allo spirito e ai temi fondanti dell'evento. Gorizia, Nova Gorica, terra di pace, una volta teatro di guerra. Questo è il messaggio, questo è il simbolo che oggi deve prevalere in Europa. I professionisti scelti per dare vita a Tre Sguardi, tutti con un approccio differente e peculiare, sono l'italiano Alex Maioli, la slovena Meta Krese e soprattutto lo statunitense Steve McCurry, cui si deve una delle foto più iconiche mai realizzate, ragazza afghana, e che già qualche anno fa iniziò una frequentazione con le nostre terre. C'è stato un cambiamento significativo da queste parti, ma alla fine si tratta di un cambiamento epocale e positivo. Basta osservare come ormai tutto si sta mescolando senza più differenze e rispetto a 50 anni fa è davvero qualche cosa di stupefacente. Le interviste per la realizzazione dei ritratti di Steve McCurry sono state ideate e organizzate dal giornalista e storico Roberto Kovacs, mentre lo shooting fotografico sarà seguito dal regista Marco Rossitti, che documenterà il backstage del fotografo statunitense. Poi ci sarà una pubblicazione di 3 cataloghi uniti insieme da un cofanetto Tre Sguardi, e dopodiché ci sarà la mostra che presumibilmente sarà fra maggio e settembre dello prossimo anno, quindi proprio durante le iniziative di Go 2025. Speriamo anche che ci sia uno storytelling adeguato che porti veramente la conoscenza della fotografia attraverso lo sguardo di 3 grandi artisti. È tutto, rimanete con noi dopo la pubblicità, l'approfondimento con Nicolò Giraldi. Eccoci pronti per l'approfondimento con il nostro amico e collega Nicolò Giraldi, responsabile di Trieste Prima. Grazie per essere venuto nei nostri Grazie a voi, studi. buonasera.
Allora, parliamo della novità per certi aspetti che ha fatto un po' irruzione nella narrazione che riguarda la rotta balcanica, no? Cioè questa indagine condotta e resa nota ieri, che introduce anche correggimi poi se sbaglio o se riduco eccessivamente, introduce anche le figure di questi, come si può chiamarli, trafficanti cinesi, insomma. Beh sì, diciamo che è quasi una novità. Il fatto che comunque persone di nazionalità cinese, insomma, attraversano il nostro confine per entrare in Italia e poi andare in altri paesi. Non è in realtà poi appunto una novità neanche il fatto che comunque dietro a questi traffici ci sia un'organizzazione, ma è in realtà poi invece un elemento, come dire, nuovo nella narrazione, il fatto che questo fosse un passaggio di transito in realtà poi per andare in un preciso luogo del Veneto, a Cazzago di Pianiga, in provincia di Venezia, dove in questo appartamento, in questa casa, c'era questa base logistica sostanzialmente dove poi le persone venivano smistate e indirizzate verso Milano, Prato, dove sappiamo esserci una delle più nutrite comunità cinesi, se non addirittura la più nutrita comunità cinese in tutta la penisola. In realtà poi proseguono il viaggio anche verso Spagna e Francia, ma all'interno poi dell'indagine si è anche un po' scoperto sostituto procuratore Federico Frezza, insomma adesso facente funzioni per il pensionamento di Antonio De Nicolo, ha definito un particolare crudo, che poi è un particolare che non è emerso durante la conferenza, ma che siamo riusciti anche ieri negli articoli che abbiamo dedicato all'indagine a farlo venire fuori, cioè il fatto che comunque ci fossero centinaia di fotografie di donne nude e fotografate sostanzialmente con il passaporto in mano e come dire, in vendita, si può dire. E quindi in realtà è semplicemente un dettaglio molto crudo, molto difficile anche un po' da accettare, ma in realtà è parte di quella che le indagini hanno definito la schiavitù moderna, schiavitù quasi a tempo per certi versi, perché poi le stesse persone, uomini e donne, finivano a lavorare in laboratori artigianali, nel tessile e via dicendo, per poi stare qualche anno e poi tornare in Cina. Allora, poi tra l'altro ieri è venuto fuori anche un altro dato che magari potrebbe far sorridere, ma non più di tanto, perché comunque si parla di una cosa drammatica, ma è anche l'idea proprio anche dell'identificazione, no? delle persone coinvolte, perché è facile dire i cinesi sono tutti uguali. È così, nel senso non è una battuta anche di cattivo gusto, però nasconde anche una certa verità. Anche perché, ad esempio, la mole di passaporti che sono stati sequestrati da parte degli investigatori, in realtà poi spesso e volentieri i documenti venivano rispediti in Cina, ad esempio, e quindi queste persone entravano in territorio europeo, perché poi facevano un viaggio molto particolare, no? Cioè dalla Cina entravano in Europa spesso e volentieri da Istanbul con un volo, riuscivano da Istanbul a raggiungere con un altro volo la capitale della Serbia, Belgrado, e poi da lì cominciavano il viaggio verso l'Italia, passando attraverso una delle direttrici della rotta balcanica, ma nel momento in cui finivano nelle mani appunto degli organizzatori, quindi dei trafficanti, spesso e volentieri appunto questi documenti poi venivano rispediti esattamente da dove erano arrivati. Questo traffico parte dalla Cina? Questo traffico parte dalla Cina, sì, sono sostanzialmente persone che finiscono nella rete appunto di trafficanti e di organizzazioni evidentemente che hanno un carattere anche transnazionale a tutti gli effetti. Noi la domanda ieri durante la conferenza stampa l'abbiamo fatta, cioè della serie
si ha evidenza o si ha contezza di un'organizzazione in Cina. È ovvio che è molto difficile, no, per gli investigatori riuscire ad entrare all'interno poi del territorio cinese e della criminalità che gestisce tutti questi traffici, però di per sé il transito di persone cinesi non è, appunto, come dicevamo all'inizio, non è una novità. La questura di Capodistria, attraverso i report che giornalmente manda, noi ne avevamo pubblicato almeno 2/3 notizie che avevano come persone coinvolte e come migranti intercettati all'interno di furgoni e di passaggi, appunto, pagati ai trafficanti e ai passer, comunque numerosi cittadini cinesi, insomma, che poi finivano all'interno dei centri di accoglienza sloveni e poi magari nel giro di qualche tempo facevano perdere tracce, sparivano di nuovo, insomma. E che cosa ci dice poi tutto questo comunque della rotta balcanica? Ci dice che sostanzialmente è un continuo mutamento e che è un fenomeno per certi versi che è camaleontico, e quindi di conseguenza anche il lavoro dell'Interpol, degli investigatori di condivisione di informazioni di per sé è reso molto complesso e molto complicato, diciamo così, dalla capacità di mutare nel corso del tempo e in maniera molto, molto rapida, ma lo diceva anche, lo dice nel suo libro Oltre Frontiera, l'ex dirigente di Polizia di Frontiera. Quello che è stato presentato, esatto, Giuseppe Colasanto, no? È stato presentato lunedì e che avete avuto ospite anche Lorenzo Tamaro del SAP, che organizzava appunto la presentazione. Di per sé uno dei campi di indagine è anche quello del web e soprattutto del dark web, tutta quello spazio dove sostanzialmente non si arriva così facilmente ad ottenere delle informazioni, anche perché sono informazioni che banalmente poi vengono o cancellate o non c'è la possibilità proprio per gli investigatori di andare a fondo. Quindi di per sé la rotta balcanica è un camaleonte a tutti gli effetti. Quindi cambiamo un attimo argomento e facciamo proprio una cesura. Adesso, ringraziando Dio, si è un po' calmata la cosa, però questi episodi di criminalità che hanno caratterizzato la nostra città fino a qualche settimana fa, poi si chiami microcriminalità o macrocriminalità, poi adesso insomma sempre criminalità, esatto. Sempre criminalità. Andreotti una volta dice in una battuta, forse non una delle migliori, disse: a uno non interessa se è vittima della criminalità organizzata o meno, è vittima della criminalità. Esatto. Lì che cosa ci racconta della città, secondo te? Beh, ci racconta quello che sostanzialmente anche le stesse istituzioni, insomma, dal punto di vista dell'amministrazione di questa città, ma non solo, insomma, l'hanno detto più e più volte, l'hanno ripetuto, insomma, il fatto che comunque la città è cambiata, ma insomma lo sanno le istituzioni, lo sanno i cittadini, lo sa chi vive determinate zone della città. Questo non vuol dire che la città sia totalmente peggiorata. Ovviamente, insomma, le istituzioni spingono per raccontare un momento, come dire, straordinario, un momento che va ovviamente in una direzione molto positiva ed è innegabile, insomma. È sotto gli occhi di tutti anche, insomma, i flussi turistici, le persone che vengono, le molte parole buone spese nei confronti della città. Dall'altro mi viene da dire che è quasi, tra virgolette, normale per certi versi. La città si ingrandisce, la città ha dei traffici di un certo tipo e quindi di conseguenza la criminalità micro o macro di per sé trova anche, come dire, terreno fertile, insomma, i furti in casa, ci ricordiamo, insomma, adesso nell'ultimo periodo forse la cosa si è, tra virgolette, un po' calmata, anche se non mancano gli episodi, però insomma decine di migliaia di euro portati via dalle case, insomma, in blitz alla mattina o la sera, sapendo esattamente che le persone e i residenti non sono in casa, perché poi le persone che vanno all'interno e che si introducono, i ladri, insomma, evidentemente hanno informazioni di un certo tipo e quindi di conseguenza la città è cambiata ed è spesso e volentieri, come dire, negli episodi di criminalità, non lo dico io, l'ha detto anche banalmente il questore di Trieste Pietro Stuni, insomma, che il problema dei minori stranieri non accompagnati è un problema evidentemente reale, non è un'invenzione,
ma ci sono banalmente anche gli episodi in cui spuntano i coltelli, Sì, che sì, è ecco. un qualcosa che evidentemente a cui questa città non era abituata. Sì, secondo te, mi è venuto in mente, perché so che con te posso affrontare anche questo argomento, manca da un po' di tempo un libro che racconti, no? la città. Stavo pensando, mi è venuto in mente adesso, non c'è da tempo un libro che analizzi la nuova Trieste. Non vorrei essermi distratto nel frattempo, però non mi sembra, ecco, insomma. Beh, non c'è, nel senso che poi secondo me strizza un po' l'occhiolino a quello di cui stavamo parlando fino a poco fa, cioè il fatto che di pubblicazioni e di resoconti, di narrazioni positive a livello anche di letteratura o quantomeno, insomma, a livello di pubblicazioni che non siano giornalistiche, Sì, quindi che sì, non siano sì, quotidiane, sì. in realtà comunque ce n'è. Sì, questo sì. Come dire, le librerie sono piene, insomma, di volumi meritevoli o meno, insomma. Quello che manca evidentemente è un racconto sotto traccia quasi, no? Un racconto della Trieste sommersa, di quello che effettivamente non emerge, perché le cronache di per sé fanno emergere determinati episodi, ma evidentemente manca un po' la capacità di inquadrare o quantomeno di realizzare una fotografia che possa dare, come dire, un'immagine dei bassifondi, no? Cioè adesso senza finire su Jack London, il popolo degli abissi, insomma, della Londra di primo Novecento, però, perché è tutt'altro, ovviamente parliamo di veramente, il paragone non regge, però di per sé, ecco, quella narrazione forse non c'è. Abbiamo ancora 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e volevo chiederti, insomma, cosa ti aspetti, detta così già si vede quanto io poco creda a queste cose, ma insomma da questo G7 istruzione che si svolge a Trieste, insomma, diciamo così, interessa poi secondo te, o quantomeno, riformulo la domanda, da questo tipo di vertici esce qualche cosa che poi è tangibile nell'immediato, oppure guarda molto al futuro e quindi puntini di sospensione? Allora, giornalisticamente credo non esca quasi niente di, come dire, di titolabile, ecco, nel senso che ovviamente poi questi grandi eventi vedono e devono trovare una grande condivisione tra i governi del pianeta, tra i grandi della Terra, e quindi le dichiarazioni di intenti, insomma, sono sempre molto come dire, speranzose, e insomma l'auspicio è sempre quello di fare il bene del pianeta, di fare il bene degli stati, dei governi e via dicendo. Dopodiché effettivamente, insomma, siamo stati abituati in passato, da Kyoto in poi, ma anche prima, di per sé le grandi dichiarazioni, le grandi firme, insomma, di documenti poi effettivamente lasciano il tempo che trovano, perché evidentemente basta il cambio di un governo, basta il cambio di indirizzo politico all'interno del Parlamento europeo, bastano le elezioni presidenziali in America e via dicendo per effettivamente un po' poi sparigliare le carte. Quindi non lo so, seguiremo come chiaramente seguiremo tutti, però insomma non so quanto, ecco, un tema potrebbe essere la cittadinanza in sé, cioè l'opinione pubblica in generale, quanto interesse ripone in questi meeting. Allora io ringrazio Nicolò Giraldi per Grazie essere stato con noi, e vi ricordo che domani noi ci vediamo alle 7 per Sveglia Trieste con il presidente del Consiglio Comunale Panteca e con Persoglia del PD. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata e arrivederci.
Un esempio di una persona che, vivendo la sua difficoltà, non si è occupato soltanto della sua difficoltà per se stesso, ma l'ha fatto anche per gli altri. L'aula didattica multimediale del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale maggiore di Trieste è ora intitolata Leo Udina, segretario del comitato regionale dell'Associazione Nazionale Emodializzati, scomparso nel 2023. Durante la breve cerimonia di intitolazione, presenti la moglie e i figli, la figura di Leo Udina è stata ricordata soprattutto perché nelle sue battaglie importanti, quali l'apertura capillare di centri di dialisi, il sostegno alle politiche di trapianto renale, la diffusione e la conoscenza delle patologie, non ha mai separato i diritti del malato dal lavoro medico e paramedico. Papà aveva a cuore tutto il reparto di nefrologia e dialisi e si è sempre speso per difendere, diciamo, le condizioni di lavoro, ma i diritti dei malati che assistiva da un punto di vista di associazione ANED e di volontariato. E questo è stato importante e siamo felici che un pezzo di cuore sia e resterà sempre a nome suo in questa sala. Che se questa regione è alla testa del dono e dei trapianti, lo si deve anche a persone che culturalmente, come il Cavaliere Udina, ha lavorato. Ha combattuto per cercare di migliorare le condizioni delle persone con delle cronicità, con le difficoltà che presentava lui, presentava naturalmente poi le persone che vivono con te. La necessità che la nefrologia e le associazioni dei pazienti formino un sodalizio sempre più forte necessariamente deve essere alla base del rapporto medico-paziente e rappresenta un momento essenziale della lunga cura. Non c'è cura della patologia renale cronica se non c'è integrazione tra le figure, e le figure comprendono anche i pazienti, i familiari che vivono dei percorsi complessi, dei percorsi nei quali integrarsi con i sanitari, integrarsi con le istituzioni diventa fondamentale per poter dare una cura adeguata a una cronicità molto rilevante che diviene nel tempo sempre più rilevante. Quello che vogliamo trasmettere con la centralità di quest'Aula al centro di un reparto è che la centralità è quella del malato e del paziente che si può rivolgere a noi sapendo di trovare qui un ascolto che noi da Leo Udina abbiamo sempre ricevuto. La malattia renale cronica coinvolge circa il 7% della popolazione italiana e spesso coesiste con altre patologie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari. Il suo decorso è frequentemente subdolo, asintomatico e può condurre, in una parte dei casi, alla necessità di trattamenti avanzati come la dialisi e il trapianto. A Trieste le persone con malattia renale cronica seguite regolarmente negli ambulatori sono alcune migliaia e i pazienti che necessitano di trattamento di sostituzione della funzione renale sono circa 300, di questi 150 trapiantati, 150 dializzati.